Vuoi assaggiare una birra dove al suo interno scopri la specialità tipica friulana? Lumi Beer, il prodotto ricavato in 20 ettari di terreno coltivato orzodistico, biodiversità, performance ambientale. Lumi Beer nelle sue 5 versioni disponibili, 4 per consumo veloce e dissetante e la versione Magnum per intenditori. Lumi Beer si abbina a qualsiasi palato. Lumi Beer è un prodotto esclusivo Azienda Agricola Pancera, il buon seme, i buoni frutti. Ben ritrovati gentili amici e amiche alla visione all'ascolto con l'informazione su friulitv.net. Apriamo subito dunque con gli aggiornamenti. La Commissione di garanzia dell'attuazione della legge sullo sciopero nei servizi pubblici essenziali ha invitato la Federazione Italiana Sindacati Intercategoriali e la Confederazione Sindacati Autonomi Federati Italiani a revocare lo sciopero proclamato dal 15 al 20 ottobre, dandone comunicazione entro 5 giorni. La stessa Commissione ha inviato una nota al Ministero dell'Interno in cui si esprime particolare preoccupazione in merito agli scioperi per il possibile verificarsi, alla luce del delicato contesto sociale, di gravi comportamenti illeciti. In corso gli ultimi controlli alla centrale Enel di Caneva, colpita ieri sera da un violento incendio che ha interessato un trasformatore dell'energia elettrica. All'origine un probabile fulmine che ha colpito lo strumento innescando il fuoco. I vigili del fuoco, giunti da Pordenone, hanno spento le fiamme e avviato la successiva bonifica. Non si registrano ferite o problemi nella distribuzione dell'energia. Tecnici Enel al lavoro per sistemare il guasto e riportare a regime lo strumento. Andiamo in Carnia. Infortunio sul lavoro nella serata di ieri in un'officina per la lavorazione meccanica nella zona artigianale di Ovaro. Un operaio di 48 anni è rimasto ferito alla gamba, colpito da una lamiera di metallo su cui stava lavorando. Soccorso è stato trasferito all'ospedale di Tolmezzo per le cure e il periodo di degenza. Sul posto i carabinieri di Comelians e gli ispettori dell'azienda sanitaria per gli accertamenti di legge. Papa Giovanni Paolo I sarà beato. Papa Francesco infatti ha autorizzato la Congregazione per le cause dei santi a promulgare il decreto riguardante il miracolo attribuito all'intercessione del venerabile servo di Dio, Giovanni Paolo I, Albino Luciani, pontefice, nato il 17 ottobre 1912 a Forno di Canale, oggi Canale d'Agordo, e morto il 28 settembre del 78 nel Palazzo Apostolico nel Vaticano. Papa Francesco, ricevendo stamane in udienza il cardinale Marcello Semeraro, ha autorizzato la Congregazione delle Cause dei Santi a promulgare il decreto che riconosce un miracolo attribuito all'intercessione di Giovanni Paolo I. Ricordiamo che Luciani è stato prima vescovo di Vittorio Veneto, di cui fa parte la forania di Sacile, e poi patriarca di Venezia, prima di salire sul soglio di Pietro. E con questa notizia chiudiamo qui questa informazione flash del mattino. Ulteriori aggiornamenti sul nostro sito www.friulitv.net. Grazie come sempre per la visione e l'ascolto e non resta che augurare a tutti voi un buon proseguimento di giornata. Ehi, dico a te, vuoi un apparecchio acustico a costo zero? Acustica Friulana, via Visinale 16, Muzzana del Turniano, Udine. Telefono 334 27 67 731. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Pagamenti su misura. Non aspettare di non sentire. Campagna di prevenzione dei problemi uditivi. Acustica Friulana. Test dell'udito direttamente a domicilio, semplice e veloce. Un'occasione da non perdere.